il commento a caldo, mancano 2 minuti, sto pure facendo la reaction che vi arriva domani, perché devo prendere, devo accogliere, aggrapparmi a un aereo. Brutto si capi, col green screen è meglio. Allora, mo finisce, però questa secondo me è la partita proprio. Facciamo la react domani, iscrivetevi al canale, vi prego, un po' di like per questa che è la partita della verità. Cioè la partita dove succedono esattamente le cose di tutta la stagione, alcune che non vengono viste, non vogliono essere viste, com'è distraibile a voce di stucca. Cioè che il Napoli può giocare anche bene, accelerando con triangolazioni, facendo un calcio più verticale, a volte andando in progressione, a volte tornando indietro, proprio tutte cose che non si vogliono vedere perché si fa l'anticalcio e vabbè, tutta una serie di frasi fatte. Poi la partita del rimpianto, se dobbiamo ancora parlare di rimpianto, se qualcuno avesse ancora qualche dubbio su quello che ti poteva dare un signore con la numero 11 che si chiama Kevin De Bruyne e ha fatto una cosa, io ho scritto su X, è illegale, io penso che lo potrebbero arrestare, sarebbe un peccato se poi perde la Coppa del Mondo perché viene arrestato, perché non si può fare in Italia, è illegalissimo, è vietato disegnare calcio, fare un passaggio visionario, quando usiamo la parola visionario, usiamola per De Bruyne, non si può fare, e quindi noi possiamo solo immaginare quello che sarebbe potuto essere con De Bruyne in campo, ma nemmeno tutte le partite, anche gestito, perché poi l'altra riflessione è Modric ha 41 anni, a 40 anni si è fatto quasi tutto il campionato, sì, ma con un gioco diverso, giocando da regista di una squadra che non pressa in avanti, quindi ovviamente gestisci quelle che sono le tue forze. Il Napoli, che ha iniziato in un certo modo, ha dovuto cambiare più volte, ovviamente devi chiedere poi a De Bruyne di fare quelle cose che lui faceva con Guardiola, quindi non è una cosa nuova, però con l'età. E quando lo fai raffreddare, perché io non mi dimentico che l'avete fatto raffreddare troppo prima di quel rigore fatale. Comunque, illegale, illegalissimo, come non è illegale, ma è dominante Højlund, dominante. Oggi un altro gol di destro, dopo un buon controllo di destro su quella palla perfetta di Kevin De Bruyne, e poi tutto il lavoro che fa di perno, che c'ha i giocatori addosso e riesce comunque a gestire, a andarsene in profondità oppure a smistare. Højlund meraviglioso, sarà probabilmente il terzo attaccante più richiesto l'anno prossimo a Fantacalcio, perché Malen, perché probabilmente Lautaro, e il terzo credo sia Højlund, che... Allora, poi è la partita della verità, anche perché comunque arrivano 2 infortuni, e c'è qua anche quella cosa su cui riflettere. Dice, ma allora Conte, eccetera, eccetera. Alisson Santos non ha fatto la preparazione con noi. Alisson Santos ha fatto metà delle partite di una stagione, anche perché con lo Sporting giocava e non giocava, mai titolare. Con il Napoli ha cominciato a giocare, non le ha fatte tutte, poi c'è da capire. La riflessione va fatta sugli infortuni, ma secondo me va allargata, perché se andiamo a vedere gli infortuni di tutte le altre squadre, oggi questa mi ha telefonato, ha detto non c'ho nessuno, pure Strefezza si è fatto male, mi ha telefonato questa, pure questa è così. La riflessione secondo me è più ampia, di un calcio che è cambiato, che vanno a 3000 all'ora tutti quanti, però sono grossi, grandi e grossi, e i muscoli in tutti questi cambi di direzione non si possono... E a aiuto pure Okoye! A Okoye! L'Udinese, baronami, vi prego, fatemi fare un bel Nikita Contini. E Nikita Contini è un altro bellissimo episodio, il fatto di poter utilizzare Nikita Contini. Questa potrebbe essere la partita dove salutiamo Conte, e lo salutiamo bene. È finita. Abbraccia Oriali. Vorrei guardarmi questa cosa, ma devo andare, devo farvi anche la reaction. Lasciate i like, 3500 like, perché poi vi andate a vedere il resto del video. Chiuso qua. Chiudiamo qua. Bene chiudere con una vittoria, bene chiudere con un Conte sul pezzo che ha gridato come un ossesso per questa partita.
Bene che Elmas stava facendo un assist per Santos che non ha voluto tirare di sinistro, gli ha parato Okoye. Poi Meret fa una parata, la famosa respinta centrale, bravo Olivera in quel caso. Elmas di sinistro alto, Højlund quel tocchetto che poi arriva tra le braccia così, il gol di Højlund, un tiro di Scott di sinistro al 33esimo, rigore, Cabasele, rigore, il piccioncino dove sta? È il piccioncino Zanotti, il piccolo piccioncino esordiente che non è così. E probabilmente poi qualcuno mi ha telefonato, mi ha detto no, guarda che quello probabilmente l'espulsione è per compensare anche un po' il rigore che non ha dato. Questo è un discorso inaccettabile che però esiste nel calcio e io ci posso anche credere, ma mi dispiace, ma se a palla lontana, dopo avermi trattenuto e fatto la lotta greco-romana, mi dai un calcio sulle gambe, è condotta violenta. Poi il piccioncino dice ha commesso una violenza, perché poi ci lavoriamo sul linguaggio, eccetera, eccetera. Non fa niente, ma è condotta violenta, non c'è dubbio. Atta, tiro, Saponet, che non riesce, un po' saponettesco in quel caso Meret, che però gioca, guarda un po', poi dobbiamo fare i discorsi su quello che è lo spogliatoio, eccetera, eccetera. Entra Juan Jesus, quindi il fatto di Kevin entra per necessità perché Santos si fa male, entra Gilmour per necessità perché Lobo si fa male, Lobo stava giocando benissimo, Gilmour ha giocato benissimo, poi entra JJ per Olivera che mi era piaciuto nel primo tempo e quindi lo salutiamo con una grandissima prestazione, ha fatto solo una mini sbavatura e poi 5-6 interventi portentosi di Juan Jesus, grazie Juan Jesus. Politano che si è un po' incaponito per segnare, entra Mazzocchi e poi entra Contini. Nel secondo tempo poche cose, abbiamo passato decisamente i ritmi, Scott che tira alto dopo Højlund che fa un'azione da Ronaldo il fenomeno. E non mi interessa se sono delle iperboli, se volete fare il clip, Højlund era Ronaldo, era perché non riesco a dire più forte, ad oggi, come fanno quelli là bravi, ad oggi Højlund è quanto di più vicino ci sia a Ronaldo il fenomeno. Non è così, però ha fatto un'azione di quel tipo, inseguito da due, con il tacco se ne va all'interno, resiste alla carica, alza la testa e la scarica dietro. Uè, ma veramente? State dicendo che Højlund non è... Va bene. Politano che tira ancora Moscio, Gutierrez, eccetera, eccetera. In un contesto, secondo me, bello, di uno stadio bello, di una stagione positiva, fatemi dire positiva, poi possiamo giocare sui voti, 7, 6,5, 6, 6 meno, ma non si può andare sotto al 6 quando una squadra come il Napoli, che in 100 anni di storia ne ha 24, arriva seconda, non si può parlare di una stagione mediocre, stagione molto negativa, le abbiamo sentite tutte, continuate a dirlo, non mi interessa, io resto con la mia idea. La Champions è sicuramente una macchia, però, il resto della roba, specialmente se poi andiamo ad approfondire sulle cose di spogliatoio, su quello che si è fatto non benissimo sul mercato, è una serie di responsabilità che vanno anche a Conte, ma che Conte poi se le prende sulle spalle e le risolve cambiando volto alla squadra più volte, per me resta una stagione più che positiva. Più che positiva è troppo, positiva, perché si va da secondi in classifica in Champions, De Laurentiis inquadrato, auguri presidente, dobbiamo riparlare anche del discorso dell'offerta perché ho avuto qualche altra informazione anche da Guido che vi saluta, è dispiaciuto, io sono dispiaciutissimo e anche lui di non aver potuto salutare con l'ultima live, ma devo correre a Napoli per una questione mia bella, che facciamo questo però di nuovo, e quindi non c'è modo di fare la live eccetera eccetera. Proverò a fare l'editing della reaction che vi arriva domani, tenete d'occhio il calcio fluido che vi arriva un video tra 2 giorni interessante, e adesso in poltrona voi, io prendo l'aereo, voi vi potete guardare le altre partite perché la Champions sarà interessante. Aspettatevi video da telefonino perché non vi voglio abbandonare, avrò un po' da fare, quindi vi chiedo un aiuto perché l'algoritmo si dimenticherà di me, quindi il like, la campanella, l'hype, tutte le cose che possono aiutare la barca, seguire sui mini social. Io non vi abbandono, sarà un'estate potentissima, bisognerà capire il nuovo allenatore, se Conte, qualcuno ancora ha la speranza, io non voglio illudermi,
Però ne parleremo, il Napoli non finisce qua, però finisce bene, finisce con foto di gruppo, guarda che c'è Edo, c'è Conte, c'è Oriali, fa il coniglietto a Oriali, Højlund, fa una cosa così, a posto, bravo Conte, bravo Oriali, bravi ragazzi che hanno dimostrato di non mollare, e adesso serve un bravo De Laurentiis, brava società che dimostra. Io il centenario secondo me interessa molto più a noi che non ad altri. Noi per il centenario non può non fare, eccetera, eccetera. Secondo me è una cosa più per noi tifosi. Però non possiamo mollare. Serve un esempio, un episodio, la volontà, la dimostrazione della volontà di voler continuare a essere competitivi. Con Conte in panchina lo sai che parti competitivo, con altri è un po' di meno, però dai, io sono gasato, abbiamo finito bene e questo mi gasa, credetemi. Adesso poi vedremo se ci sarà da deprimersi, da incatenarsi a Piazza Plebiscito o a Times Square, ve lo farete sapere voi nei commenti. Da New York, Valerio Fudi è tutto, volo!